Una notizia esplosiva ha appena scosso Napoli questa sera. E i tifosi del nostro amato Napoli sono già in massima allerta. Siamo tornati con un altro aggiornamento imperdibile, portando informazioni dirette dai bastidores azzurri. Come sempre, il nostro impegno è tenerti un passo avanti, con tutto ciò che conta davvero per il futuro del club. Prima di entrare in questo tema bollente, lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanella. Perché quello che arriva ora promette di incendiare il mercato di gennaio. Negli ultimi giorni si è parlato molto dell'interesse del Napoli per Kobbie Mainoo, gioiello del Manchester United. Ma, secondo quanto rivelato da Sport Mediaset, non è lui il principale obiettivo proveniente dalla Premier League che Giovanni Manna sta monitorando per rinforzare la squadra di Antonio Conte a gennaio. In realtà, c'è un nome ancora più pesante, più decisivo e perfettamente allineato allo stile che il tecnico desidera. E questo nome è Federico Chiesa. L'attaccante italiano, oggi al Liverpool, rimane uno dei grandi sogni di Conte per potenziare il reparto offensivo del Napoli. Chiesa è sempre stato ammirato dal tecnico fin dai tempi in cui lo affrontava come avversario in Serie A. Intensità, dribbling corto, aggressività, 1 contro 1, verticalità. Chiesa possiede esattamente le armi che Conte considera fondamentali per i suoi uomini d'attacco. Secondo Mediaset, il Napoli non ha mai tolto Chiesa dal proprio radar. Nemmeno dopo il suo trasferimento in Premier League. Con Lukaku ancora in fase di recupero, Politano altalenante e Noah Lang che continua a generare dubbi, il bisogno di un attaccante esplosivo è diventato ancora più evidente. Conte vuole certezze, non scommesse, e Chiesa rappresenta proprio questo. Il piano del Napoli sarebbe quello di aspettare un segnale dal Liverpool, che potrebbe aprirsi alla possibilità di un prestito con diritto di riscatto, a seconda dell'evoluzione della propria rosa e delle scelte del tecnico inglese. Il club inglese non esclude di liberare l'italiano per qualche mese, soprattutto se riceverà garanzie di valorizzazione e minutaggio costante. Una mossa del genere, se concretizzata, sarebbe uno dei colpi più clamorosi del mercato invernale. Non solo per la qualità del giocatore, ma per l'impatto emotivo che il suo arrivo avrebbe sulla tifoseria e sul gruppo. Chiesa darebbe al Napoli velocità, profondità, capacità di improvvisazione e, soprattutto, quell'istinto decisivo che manca all'attacco dalla partenza di giocatori chiave negli ultimi anni. Vale la pena ricordare, Conte ha già utilizzato questa strategia altre volte. Dopo Lukaku, Billy Gilmour, Rasmus Højlund e persino Philip Billing. Il tecnico ha ribadito più volte la propria fiducia nei giocatori provenienti dalla Premier League. Calciatori abituati all'intensità, ai duelli fisici e al ritmo frenetico del calcio inglese. Chiesa sarebbe quindi la naturale continuità di questa logica. La questione economica è delicata, ma non impossibile. Un prestito con diritto di riscatto permetterebbe al Napoli di testare il giocatore per 6 mesi prima di decidere l'eventuale acquisto. E se Chiesa dovesse ritrovare la sua forma migliore, come Conte è convinto, l'investimento diventerebbe quasi automatico. E ora vogliamo sentire te, tifoso azzurro, ti piacerebbe vedere Federico Chiesa al Napoli già a gennaio? Credi che sia il nome giusto per rivoluzionare l'attacco di Conte? Lascia la tua opinione nei commenti e partecipa alla conversazione. E naturalmente, se ti è piaciuto questo aggiornamento esclusivo, sostieni il canale con un super thanks, ci aiuti tantissimo a continuare a portarti le notizie più calde del nostro amato Napoli. Forza Napoli sempre!